Matteo Bertoli, il campionato è ancora fermo, riparte domenica. A bocce ferme, tu hai giocato 16 partite su 17, segnando 2 gol, quindi per te è un girone d'andata molto positivo. Sì, come per tutta la squadra, noi abbiamo fatto bene tranne le prime partite dove comunque serviva tempo per trovare l'amalgama migliore e tutto. Comunque è stato un girone d'andata molto positivo, sia personale ma soprattutto per la squadra. A titolo personale, rammarica un po' quell'espulsione ingiusta a Savona per fare l'unplay 17 su 17 in campo. Ma sì, dispiace perché comunque è stata ingiusta, ma può succedere, non ci ho pensato, finita la partita era già finito lì l'episodio, ho sofferto più la settimana dopo a stare fuori, ecco. E poi c'è da dire i 2 gol in campionato, che insomma per un difensore centrale è sicuramente un buon bottino. Eh sì, noi abbiamo giocatori che calciano gli angoli e le punizioni in modo eccezionale, quindi noi se riusciamo a fare i movimenti che proviamo in modo giusto, le occasioni capitano. Domenica riparte il campionato, arriva il Sant'Angelo, quindi una partita da partire subito insomma in modo positivo. Sì, noi adesso, indipendentemente dall'avversario dove giocheremo, in casa o fuori, dobbiamo fare punti. Noi ci stiamo preparando, abbiamo lavorato tanto, come abbiamo sempre fatto, è una buona occasione domenica per vedere i frutti del lavoro. Visto che siamo ancora in pausa invernale, come vedi, quale squadra vedi secondo te designata alla promozione? Quali sono le squadre più forti che hai visto? Ma io non ho visto la Pro Patria, però li conosco perché sono ragazzi con cui un po' ho giocato, ho giocato contro tanti anni. E poi altre squadre forti non ne vedo da dire, scommetterei su di loro. Piuttosto direi Bassano. Federico Furlan, una delle note positive di questo girone d'andata con le tue 12 presenze e un gol. Come hai visto, tu come vedi il tuo girone d'andata? C'è qualcosa che vorresti migliorare? Come lo vedi insomma? Sì, abbiamo avuto un girone d'andata molto soddisfacente, diciamo. Siamo partiti male, però poi abbiamo trovato il nostro equilibrio con un modulo che si addice e soprattutto abbiamo ritrovato anche grandi giocatori del calibro di Correa e Berrettoni e basta. Io sono contento delle mie prove e di come sto migliorando giorno per giorno e basta. Tra l'altro in questo nuovo modulo tu saresti anche fuori ruolo, cioè ti sei inserito in un ruolo che non sarebbe il tuo e quindi la tua positività è da vedere ancora insomma, sotto un migliore auspicio. Sì, ho interpretato credo al meglio questo ruolo, impegnandomi a farlo e provando ogni giorno a ricoprire sempre più ruoli perché nel calcio di adesso è molto importante. Di solito a fine anno si fanno i buoni propositi. Tu hai un buon proposito per l'anno nuovo? Ma io non voglio dire niente, però so che la squadra dà sempre il meglio ogni giorno, quindi questo è l'importante. Potrebbe essere magari domenica con Sant'Arcangelo un'altra prestazione tua positiva e non so, la ciliegina sulla torta, un gol magari. Ma speriamo, Giusto per l'anno nuovo. ma speriamo soprattutto per la vittoria perché ci servono questi 3 punti per affrontare con entusiasmo il nuovo anno. Perfetto.